La guerra in Ucraina sta già mettendo in difficoltà il settore cereicolo italiano. Le prime conseguenze sono state l'aumento dei prezzi dei mangimi, ma presto potrebbe toccare i prodotti per l'alimentazione umana e per primo il pane. E un segnale preoccupante è partito da Roma verso il Piave. Il Ministero dell'Agricoltura ha fatto una richiesta importante a livello nazionale a tutti gli operatori del settore di cereali e del seme di soia, chiedendo urgentemente gli stock alla data del 15 marzo 2022. Questo nell'ambito del conflitto che è ancora in atto fra la Russia e l'Ucraina. È un'indagine preventiva, questo per portare avanti un programma di organizzazione, di prevenzione, perché appunto si vada incontro ad un fenomeno di razionamento a livello nazionale. Del resto, sottolineano gli esperti, il Veneto, come il resto dell'Italia, riesce a coprire poco meno della metà del fabbisogno interno. Il resto arriva per la quasi totalità da Russia e Ucraina. E con i magazzini ucraini pieni e bloccati dalla guerra, solo per il porto di Odessa si stima siano ferme 2,5 milioni di tonnellate di grano, la decisione di censire tutto quello che abbiamo in casa non è la sola presa dal governo in questa emergenza. Il Ministero ci ha chiesto di formulare coltura per coltura, siamo diversi docenti delle università di agraria italiane, ci ha chiesto di formulare delle linee guida per aumentare e facilitare la coltivazione di cereali. Quindi non solo stoccaggio, ma anche produzione futura in una sorta di nuova battaglia del grano per evitare razionamenti e con una lezione per tutti. Purtroppo con la globalizzazione abbiamo pensato che le materie prime fossero sempre disponibili in qualunque momento e a prezzi bassi. Questo purtroppo non è più vero, o meglio è sempre stato vero, ma per un periodo storico abbiamo pensato che la produzione locale non dovesse essere sufficientemente, diciamo, tutelata. Oggi ritorna molto importante questo imperativo.